Bentornati ai racconti della Fara in tempo di quarantena. Oggi vi racconteremo un brevissimo aneddoto, ma molto importante per il nostro carissimo Ducato del Friuli. Quando nel 568 il famosissimo re Alboino, il cui nome significava amico degli Elfi, guidò finalmente i Longobardi in Italia, lo fece passando proprio dal Friuli. E la prima fortezza che conquistò fu Cividale, quella che voi oggi chiamate Cividale, all'epoca Forum Iuli. C'era un problema però. Era fondamentale proteggere le spalle dell'esercito longobardo dagli amici e dai nemici lasciati in Pannonia. Chi lasciare quindi a comandare sul primo ducato d'Italia, il più importante a livello di difesa? La scelta di Alboino cadde sul suo nipote e scudiero, Gisulfo. Gisulfo era un giovane di grande valore e ovviamente acconsentì alla richiesta, ma a due condizioni, perché, ben inteso, fermarsi a Cividale voleva anche dire rinunciare a tutto quello che si poteva conquistare nel resto d'Italia. Chiese due cose. La prima, forse più intuibile, chiese delle giumente, le migliori cavalle, per poterle allevare, per avere animali da guerra e da lavoro. Il re acconsentì. La seconda richiesta che fece, più ardita, fu quella di domandare le fare migliori. La Fara è il clan dei Longobardi, è il gruppo di consanguinei in arme, combattono, si spostano insieme e comandano sul territorio. Gisulfo quindi chiedeva al suo re di lasciargli i nobili più valorosi della loro nazione. Il re acconsentì, pur di avere Gisulfo a coprirgli le spalle a Cividale. È per questo che da allora e per tutta la storia dei Longobardi il ducato di Cividale del Friuli fu uno dei più importanti e uno anche delle spine nel fianco per la corona di Pavia, quando i rapporti fra duca e re non erano poi così limpidi. Alla prossima, dai Longobardi di Cividale!